Nelle loghe sante padre Don Peppino aveva buttato come sciavollo un bicchiere povero, l'aveva accattato per devozione a Gerusalemme. Tanto funno, quando le steva vino, si vedeva la faccia di Gesù Cristo. Padre Don Peppino, tornato dai loghi santi, aveva diventato più devoto assai, viveva con tanta devozione e quando vino un bicchiere le steva e ci accompagnava la faccia di Gesù Cristo, allora ci parlava Signoruzzo e ci diceva: Gesù, Gesù, non sono degno di guardare la tua faccia. E perciò che faceva? Metteva un bicchiere a un vino e la faccia del Signoruzzo scompareva. E allora diceva: Gesù, Gesù, vivo che sono desideroso di vedere le tue sembianze. E così c'è un sogno degno e ho desiderio. Padre Don Peppino viveva, ma viveva devotamente, fino a che non poteva più ghisare un bicchiere e devoto, pigliava un meglio sonno.